No, I'm not a writer. E via di ritorno. Allora, bonjour, cioè bonjour perché questo è un altro giorno, capisci? Magari il video è lo stesso, ma il giorno è un altro. Una cosa che sbaglio sempre, ho sempre l'acqua piena, porco cane, invece no, l'acqua bisogna tenersela un po' scarsetta e quando devo fare la doccia, se sono in giro che devo fare una doccia, vado in un distributore, no? Faccio la doccia là e via. Allora cane, noi facciamo una pausa qui che tu devi fare la pipì perché sei venuta qua davanti e io so che quando tu vieni qua davanti devi chiedermi di fare la pipì e guardi la porta. Sì, adesso andiamo a fare la pipì. Allora ragazzi, dai che inizia a far caldo, mo te spiego. Allora è venuto che vabbè, adesso gli do un'altra tirata. I bordi sono venuti da schifo come immaginavo, ma non è un problema perché io qui prendo la corda, questa corda qui, quando vado e gli faccio il bordo in corda, che viene una cosa molto carina e ci sta con questo tipo di legno. Sì, aggiudicata. Vabbè, sono troppo coglionazzo perché sono stato alla lobby con la Amy dentro praticamente mezza giornata col frigo spento, sono dentro, avevo la pizza, avevo la roba da mangiare, vabbè, fa un caldo boia qua fuori. Ho preso novità assurde, ti faccio vedere dopo, anche se dopo non ci sarà luce, è che volevo fermarmi almeno adesso se trovo un posto all'ombra, perché qua adesso siamo al sole, capito? Allora io e Lemmy ci mettiamo all'ombra e appena troviamo un posto all'ombra ti faccio vedere tutte le pincionate. Allora io fra un po' prendo la Treviso Mare, secondo i miei calcoli, siccome oggi è domenica e sono le 3:30, vorrei mica che la gente di domenica alle 3:30 se ne va al mare, no? Quindi dovrebbe essere abbastanza libera. Sì, occhio. Mi sono svenato, occhio. Allora questo finalmente l'ho trovato, finalmente il cassettone che va dentro l'armadio. Dopodiché ho preso il fono assorbente, che comunque è anche morbido, me lo metto sotto i sedili, soprattutto quello che c'è l'inverter. Dopo vedremo, questa è la pompa dell'acqua, ma quello che avanza. Hai rotto tanto per i girasoli lì e ho preso questo, guarda che roba, bellissimo, ho preso abbondante a mettere anche per terra al posto di quel tappeto. Dopodiché questi oscuranti che si sono rivelati una cazzata perché vabbè costavano poco, devo ancora attaccargli l'altro aggancio, ma oscuranti tra virgolette, cioè vedi, no, non oscurano niente. E dopo vabbè qua hanno il pulsantino per riavvolgerli, cioè, l'idea è anche carina ma non oscura niente, glielo tirerei nel muso. Questi per il cesso, guarda che belli, uno è una 2 doppio perché uno va qua e l'altro va qua. Adesso vediamo di tagliare, fare, brigare. Poi ho preso queste stecchettine qua da mettere a mo' di battiscopa per terra, così non si arriccia la carta, no? Hai capito? Tine, questa specie di decalcomania che mi piaceva tanto, adesso vediamo dove metterla, questa qui, eventualmente dentro i gavoni. È bellissimo il stand di biancheria allungabile, cioè che ne attacchi uno da un lato, uno dall'altro e dopo tiri e puoi agganciare i fili, se no resta nascosto e lo usi come asciugamano. Stupendo. E poi il rullino qua per finire la carta. Qua è anche finito, sembra bene. La corda ho preso, quella là. 10 metri di corda ho preso. Ok, così mi faccio tutto, perché se dopo viene schifo pensavo di fare anche qui con la corda, vediamo. O magari qui metto un altro tipo di corda se non mi basta. Quindi per cui, vedi, il portaoggetti che avevo preso ieri mi si è staccato. Questo qua, però lo mettiamo dopo perché bisogna vedere il cassettone dove lo metto di preciso. Quindi togliamo via tutto intanto togliamo via anche la giacca da pinzo. Che lussi. Ma giustamente adesso iniziava a pesicchiare perché ci avevo messo la sciarpa, il coso, guanti, berretto, passo montagna. Ma perché dovete attaccargli gli adesivi? Ve li tiro nel muso anche gli adesivi. Vi tiro nel muso tutto io. Cane, digli. Per mettere le ruote, ma noi non abbiamo bisogno delle ruote, bellissimo cane.
cazzo, bellissimo, perfetto, comodissimo. Allora, come altezza eccellente, e là non hai angoli di questo, perché dietro ormai no, andrebbe piuttosto di lato qua, dentro di qua. Tu andresti così, così, qua c'è il cazzo di tubo, ma tu andresti giusto dietro il cazzo di tubo. Perfetto, perfetto. No dai, tu andresti anche bene. Questo magari anche così, no, anche così dai, ma sì. Riverniciare magari sto tubo? No. Eccola, risolto anche il problema della parte rovinata qua. Mettiamo questo e dopo gli attacchiamo un po' di robe. Cazzo figata, che cazzo casino, no cazzo figata, che roba. Quindi incredible come solo con quel coso lì, pagato 20 euro, era in offerta, ho svuotato tutte le scatole, no? Cioè così infinitamente più pratico, cioè di prendere calzini e mutande, cioè tiri e via, no, tutta un'altra roba. Devo inventarmi cosa mettere lì, qualcosa che uso meno, diciamo, non lo so, perché io avrei da mettere qui, perché poi viene troppo roba mista, hai capito? Cioè i pigiama ci sta a Dio là, guarda. Qua ci sono tutti i pantaloni, là le magliette, qua ci sono due pigiami, però la scatola tiene ferma i pantaloni, quindi è perfetto. Là le volevo mettere le felpe sciolte, per così, e lì ci stanno le scatole, e quindi mi avanzano 3 scatole, cosa ci metto dentro adesso? Ma io direi che metto le camicie, perché le camicie non le metto spesso, le metto lì ben piegate, ben compressate, quindi uno sì per le camicie. Ecco sì, genialata. Ora che con i cassettoni ho poco spazio, diciamo, per le cose lunghe, tipo camicie eccetera, che a me comunque dicevo è spazio sprecato, mi metto su questi i jeans piegati in due, no? Così quello sì vado bene, perché là andavo male, perfetto, quindi ottimo. Guarda che robe, guarda che ordine, perfetto. E qua tutti i jeans, beh, possiamo tenerli anche meno schiacciati. I 2 giubbotti e la giacca, i jeans, qua c'è il portaoggetti, peccato solo per il tubo, ma d'altronde cosa vuoi fare? E c'è, esiste. E cioè, che organizzazione. Maglie e calzettoni di lana, maglie e calzettoni di lana. E calzettoni si intende anche quelli lunghi, no? Tipo la calzamaglia, che le donne dicono che sono antisesso, ma io in realtà ho approfondito gli studi e sono antifreddo, cioè loro battono i denti al freddo, io no. Muande, calzettini e canottiere, mutande, i calzini quelli bassi a fantasmino e canottiere, dolce vita e roba termica. E qua dai ci sta, è già tradotto e qua è quasi vuoto, devo aggiungere altri dolce vita che non è la casa vecchia per l'inverno. Avanzo spazio lì, avanzo spazio qui, ma serve per il cassetto, quindi no. Qua la roba ci sta molto comoda, perfetto, cazzo, perfetto veramente. Ah no, buono qua il discorso dello spazio, perché qua metto il pigiama d'inverno che la stufa me lo scalda. Perfetto. Qua ho tolto e rimesso 50.000 volte gli adesivi. Camicie da festa, sono le camicie da festa, cioè no, diciamo che nella nostra cultura, nel nostro paese, dialetto, quello che vuoi, a roba da festa è un po' come dire l'abito buono, no? Un po' il servizio da tè buono, l'abito buono, no? Quindi in questo caso le camicie che io di solito non porto. Qua magliette resta perché sono magliette e viene fuori che adesso ho 2 di quelli da riempire. Non è che sono obbligato a riempirli, però voglio dire, buono. Allora, no, facciamo che siccome mi sono fermato un attimo nell'ex casa per riportare giù Cane Pericoloso, che comunque finché lavoro adesso l'avrei lasciato giù, perché adesso sì c'è veramente caldo, e quindi anche in camper no, adesso no. Prima sì, stava a Dio, adesso proprio sono io ovviamente che dico no. E quindi approfitto, vado nella mia vecchia stanza a prendere qualche altra roba da vestire, cioè a me piace andare via sempre con la mentalità che in realtà è la realtà, cioè che io sono completamente staccato da tutto, completamente indipendente,
la casa, sì, per adesso posso approfittare per scaricare roba, ricaricare roba. Cioè, anche ieri ad esempio ho lasciato giù un pigiama perché ne avevo già due e quindi avevo tre pigiami e copri piumino e copri cuscini, cioè ne avevo quattro, col discorso che su Amazon ho trovato quelli della Volkswagen bellissimi e eccolo là montato, vedi. Mamma mia che macello, dai 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 che adesso facciamo. Comunque va, no, sono veramente stracontento.